Il pretesto formalmente è giuridico. Dovete ritirare un assessore e indicare una donna, ha detto Nello Musumeci agli alleati dell'UDC. Non vorrei essere costretto dal TAR. Al netto del timore della battaglia giudiziaria intrapresa dal Partito Democratico per contestare al governatore la giunta di soli uomini, l'obiettivo del presidente della regione ha però un nome e un cognome, quello di Alberto Piero Bon, un tecnico, e gli incarichi dei tecnici sono sempre a termine. Si avvia così alla conclusione l'avventura nella giunta regionale siciliana dell'esponente veneto, il primo dopo anni a concentrarsi sulla riforma dei rifiuti. E non solo, Piero Bonni infatti è stato il secondo assessore in un decennio a nominare una commissione d'inchiesta sulla gestione dell'immondizia, una mossa che prima di lui aveva fatto durante l'era Crocetta Nicolò Marino. Come accadrà probabilmente a Piero Bon, anche l'attuale GIP di Roma non era più in giunta quando i lavori della commissione si conclusero. Ed è vero anche che il pronunciamento del TAR sulle mancate quote rose in giunta è atteso tra 10 giorni. Così l'epilogo di questa storia dovrebbe essere scritto a metà della settimana. Musumeci ha dato tempo all'UDC fino a giovedì. Per allora o al massimo qualche giorno dopo dovrà essere trovata una soluzione. E in caso contrario sarà lo stesso governatore a scegliere il successore di Piero Bon. Sullo sfondo però si staglia la figura ingombrante della famiglia genovese. L'ex sindaco di Messina Francantonio, il figlio Luigi, attuale deputato regionale, nonostante la bufera giudiziaria che li ha travolti, a partire dallo scandalo dei corsi d'oro, pare abbiano facoltà di indicare il nuovo assessore donna.